Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Pierce, siamo tornati qui su Round 2 Total War, situazione catartica perché abbiamo a un passo Pergamum che è la capitale di Pergamon ovviamente e ovviamente potrebbe essere nel prossimo turno nei nostri radar. Intanto ci siamo appena presi Nicomedia, abbiamo piazzato la prima base romana in Asia Minore e tutto sta andando abbastanza bene, dai, nonostante il colpo gobbo avversario. Qui si stanno ritirando gli egiziani, le loro truppe maledette. Io direi che non ho più paura di un eventuale attacco ad Alessandria, anche perché questa sicuramente non ci arriverebbe, quindi torniamo a Memphis e andiamo a proteggerla, che quella sì che potrebbe essere attaccata a colpo gobbo. Qui abbiamo la solita flotta chiamata I Venti di Urano, capitanata da questo ammiraglio qui, che ci potrebbe dare un po' di noia, però diciamo che nello scorso episodio, se l'avete guardato, grazie a questa flotta romana, la Classis Seconda Antiqua, abbiamo dato il ben servito ai nostri alleati e ora dobbiamo ritornare nei mari controllati dai, diciamo, dove possiamo rinforzarci, avere dei rinforzi dalle città vicine per rinfocillarci e tornare in auge, pronti per colpire ancora le coste di Pergamon. Mentre invece qui a nord la situazione è un po' la solita. Utilizziamo Cenabum come bancomat e andiamo a ritirare il denaro quasi ad ogni turno. Abbiamo ancora attaccato. Qui le nostre spie non possono più muoversi perché hanno già fatto il loro compito. L'unica cosa di diverso è questa truppa a Bibracte, che arriverà presto nel prossimo turno, credo, non lo so perché siamo... Ah no, siamo in primavera, quindi in estate dovrebbe avere una gittata abbastanza lunga. Dovrebbero riuscire ad arrivare a Treverorum e attaccare la città e saccheggiare anche questo insediamento. Quindi dovremmo avere doppio denaro sia da Cenabum che da Treverorum. Direi che siamo abbastanza in linea. Questo fondamentalmente è il gameplay. Cosa faremo oggi? Cercheremo di espandere il nostro dominio, il nostro controllo sulla costa dell'Asia minore. In particolare voglio andare a colpire Pergamum per liberare questa città proprio a sfregio contro Pergamon, e poi andare a liberare anche, o a tenerci, non lo so, ma penso che lo libereremo. Parlo della città di Pessinus perché è inutile tenerla, visto che comunque fa parte di questo quartetto di città che non abbiamo. Rodi sicuramente non andremo a rompere le scatole. Ephesus adesso è egiziana, non siamo in guerra con gli egiziani, quindi non l'attaccheremo. Pergamum è una città fondamentalmente isolata e Pessinus non mi interessa di averla come controllo di città. Mi interessa invece molto di più la fascia costiera nord, con Nicomedia come città regionale, come capoluogo, e sicuramente andremo a prenderci tutte queste quattro regioni, queste quattro città, scusate, queste quattro città che mi consentiranno poi di avere il controllo regionale. Però questo lo vedremo sicuramente più avanti. Ora andiamo avanti con il turno e maltornati nella campagna di Rome 2 Total War, giocata in versione storica. Eccoli che sono tornati gli infami, madonna. Devo ripiazzare lì l'altra legione, perché questi qua se ne devono andare. Questi stanno cercando, ragazzi, un pretesto per la guerra. Si sono messi fuori da Alexandria e non accettano che che la città è nostra. La capitale è nostra. Colpo gobbo, attenzione. Allora, signori, qui ci vengono incontro face to face. Abbiamo il generale Furio Papio Tubero con una legione da 2535 uomini belli forti, bei ragazzoni, contro 2715
avversari incavolati neri che li abbiamo attaccati, di un generale che si chiama generalmente, cioè diciamo così in maniera sommaria, Cleate, che non si leggerà così, però lo leggiamo all'italiana, ovviamente facendo parte di Pergamon. Ci danno sconfitti. Il terreno non ci vede favorevoli, secondo me, perché siamo leggermente in discesa. Ha delle armate della Madonna. E c'ha anche, mamma mia, c'ha anche il tiro da lontano. Questa battaglia sarà sicuramente interessante, quindi ragazzi andiamocela a giocare. Un finale non scontato, un finale non scontato. Vedremo se la spunteremo. Allora, no dai, ci è andata bene, non siamo in pendenza, siamo 1 contro 1. Potremmo sfruttare questa zona qui un po' più alta, ma di fatto non c'è molto... Non c'è molto da poter utilizzare. Qui abbiamo una leggera salita, ma niente di che. Dai, ce la giochiamo frontali, ce la giochiamo frontali. Allora, vediamo il gioco come ha disposto le unità. Secondo me le ha disposte come al solito. Allora, siccome dobbiamo fare una difesa abbastanza... Dove sono queste? Qui davanti. Abbastanza frontale, io direi ridisponiamole in maniera un po' più canonica. Ovviamente passeremo a, diciamo, ad attutire il primo colpo. Quindi ci mettiamo in questa posizione. Loro li teniamo come supporto nella parte destra. Tutta la cavalleria la metteremo a sinistra, perché il compito della cavalleria sarà far fuori l'artiglieria. Tu magari ti inverti così. E poi ci saranno i nostri amici tiratori, come sempre, pronti a sferrare delle frecce. Quindi di fatto potremmo farla in questo modo la difesa. Sì, dalla parte sinistra abbiamo quelli un po' più forti, ma con una truppa in meno. Qui invece ne abbiamo una in più, ma con uomini più deboli. Direi che ci sta alla grande. Questa la incliniamo ancora leggermente così. Loro non hanno una grossa cavalleria, quindi di base non ho paura di aggiramenti e robe del genere. Manderemo avanti tutti i pilum e poi vedremo il da farsi. Allora, qua io vado a selezionare queste truppe e gli diamo un gruppo di selezione. Anche per la cavalleria direi che richiamarla sarà fondamentale. E iniziamo la battaglia. Allora, subito loro in avanti qua. E partiamo con la cavalleria anche. Questa cos'è che non riesco a vedere? Non riesco a vedere. Qua, wow. Certo, perché non sono picche, non sono lance. Devo stare attento perché il generale potrebbe essere aggirato, Devo stare attento. Tanto mandiamo la nostra cavalleria. Qui c'è l'altra cavalleria nemica. Eccoli qua, questo è il tiro più pesante. Noi stiamo fermi, vediamo se ci tirano addosso, ma mi sembra di no. Allora, separiamo subito la cavalleria in questo modo qua. 3 unità contro il nemico. Ok, e questa la mandiamo invece contro le macchine d'assedio. Loro avanzano, perché va bene, il loro obiettivo è quello di avanzare. Qui dobbiamo stare attenti. Io direi a questo punto di inclinarli già un po' di più. Qua ci facciamo un quadratino. Qui ce ne facciamo un altro. Direi che è ottimo. Questi possiamo anche mandarli invece un po' più avanti, al contrario. Wow, che tiro che hanno. Bene, qua prendiamo l'artiglieria. Va bene, l'hanno lasciata proprio, vabbè. Diciamo che il gioco non brilla per queste tattiche. Allora, fuori per forza l'artiglieria e poi andiamo a schiantarci contro gli arcieri che ci stanno bersagliando con le frecce, ma non penso... Ah, il generale punta verso di noi, Allora, con questa cavalleria andiamo a prendere gli arcieri. Ok, qui abbiamo scossi.
Perfetto, eccole qua, attenzione. Fanno il giro ma non trovano terreno. Ok, qui siamo raggiunti dal generale, ma non voglio stare qua. Dai ragazzi, forza però. Guarda qui altri arcieri da poter prendere. Fatemi vedere. Non sono messi benissimo. Dove vacillano? Qua. Generale pesta, ragazzi. Mamma mia, ci ha mandato in fuga una cavalleria. Madonna. E la peppa. Wow. No. Qua, attenzione ragazzi, ha mandato in fuga addirittura una cavalleria con così tanti uomini. Mamma mia. Ovviamente il gioco non mi prende i comandi in maniera corretta. Aia, aia, aia. Stavo dormendo ragazzi. Attenzione, attenzione. Portiamo questi dietro. Togliamo il quadrato. Loro sono passati tutti, no? C'è qualcheduno che si è fermato. Porca la miseriaccia. Au. Allora non è facile la gestione di questa battaglia. Andiamo sul generale. Anche voi riprendetevi. Wow, ho perso solo 2 uomini. Chi è che ci tira? Questi maledetti. Abbiamo perso delle truppe ragazzi. Purtroppo il generale non è stato pronto. Qua la situazione non è bella. Non è bella per niente. Cavoli, sono veramente forti loro, ma veramente. Qui il generale, eccolo qua, sta andando in fuga. Allora andiamo a prenderlo anche con questa. Poi se la cavalleria rispondesse ai miei comandi magari sarebbe anche bello. Allora, il punto più debole sembra qua. Anche qui non sembra messo benissimo. Però lì posso intervenire con la cavalleria. Dai ragazzi, forza, spingete contro il generale. Forza. Ok, voi vi mettete qui e colpite. Perfetto, dai, il generale. Buono, perfetto. Il generale in fuga. Perfetto. Chi sono qua? Questa è un'altra cavalleria. Andiamo a prenderla. Ok. Ok. Prendiamo la più scarsa e lanciamola contro di loro. Ok, la cavalleria sta andando via. Perfetto. Perfetto, bene. È sparita. Andiamo a prenderli. Anche questi arcieri hanno finito le frecce probabilmente e sentono molto deboli. Ok, tu puoi ancora attaccare perché sei scappato. Ah, ok, sei quello scappato, torni in battaglia, bravo. Voi venite qui a dare supporto. Ok, qua è andata. Andate qui adesso. Dai, l'abbiamo stabilizzato ragazzi il fronte. L'abbiamo stabilizzato. Allora, voi entrate in battaglia. Ok, loro si sono liberati. Facciamo il giro da questa parte. Liquidiamo Panino. Arcieri continuano a tirare. Stessa strategia per questi, però da questo lato. Questi subito andare a intercettarli. Si sono ripresi. Però stanno correndo. Vediamo se vanno in formazione. No, sono girati. E dentro. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, vabbè, questi hanno già iniziato l'attacco, va bene. Ok, questi sono tornati. Dai ragazzi, mettetevi qua e bersagliate i nemici. Tanto il generale vi sostiene. Dai. Diamo una svegliata a tutti questi. Via con la cavalleria. Qui la cavalleria ha fatto il suo dovere. Ok.
Forza su questi, schiacciamoli. Voi fate fuori questi. Ok, cavalleria in arrivo. Tu li sleghiamo perché tanto ormai sei inutile. Ok. Ok, facciamo un bel accerchiamento. Andiamo a potenziare un po' di qua. Qui stanno un po' soffrendo, devo dargli una mano. Una battaglia abbastanza tosta. Qui li stiamo un po' più proprio polpettizzando, quindi buono. Andiamo a aiutarli questi. Questi qua. Ok. Mettetevi qui adesso e facciamo una bella carica contro le truppe. Ok, qui sono... Aiuto. Han ceduto. Insomma, sono forti, ragazzi. Sono forti proprio come unità. Andiamo contro questi, dai. Carichiamo. Questi addirittura lampeggiano, vabbè. Proprio messi male. Ok, dai, un bel colpettino. Sì, bene, bene. Benissimo. Forza, ragazzi. Ok. Adesso ci mettiamo di qua. No, aspettate perché senza il cursore non riesco. No, questi. Di qui. Questi sono veramente forti. Ci mettiamo in formazione e li falciamo. Ok, qui è andata, benissimo. Dai, snoboliamo. Ok, ok, dai ragazzi, la battaglia è vinta. Abbiamo perso diversi uomini, ma diversi uomini. Raduna. Ci vuole un'ispira. Però qui hanno preso abbastanza legnate. Questi sono ritornati. Li facciamo ritornare in battaglia, anche se non hanno più molto senso, però va bene. È andata via una legione. Qui abbiamo perso 10 uomini. Non dovrebbe essere un grande problema. Ok. Di qua. Anzi, la cavalleria la mettiamo di qua e attacchiamo questi. Forza, ragazzi. Dai. Dai. Generale qua. Ok, ha un'ispira pronto. E voilà. Ok, questi sono stati colpiti. Benissimo. L'altra nostra cavalleria se n'è andata al campo di battaglia. Una bella... Ok, buona, sono collassati. Perfetto, ora si va tutti qua e li andiamo a falciare. Ok, adesso la cavalleria servirà solo per inseguire e massacrare i nemici che scappano. Ce ne sono diversi gruppi. Però anche il generale a questo punto va a inseguire. E siamo tutti contenti. 77, 61. No, continuiamo, ma voi non vedrete la pulizia che ci sarà in questo frangente, che dobbiamo massacrare il più possibile. E ci vediamo a uno schiocco di dita. Ok ragazzi, terminata la caccia, andiamo a terminare anche la battaglia, perché ormai la battaglia è completamente andata. Ragazzi, hanno perso veramente un'infinità di uomini. Anche noi abbiamo preso una bella batosta, però diciamo che poteva andare molto molto peggio. Loro veramente hanno perso quasi la totalità delle truppe. Si è salvata un po' di cavalleria, un po' di fanteria, ma nulla di che. Mentre invece noi abbiamo perso 831 uomini, che non sono pochi, però tutta un'altra cosa.
E voilà, schiaffi in faccia al nostro avversario. Allora, benissimo, benissimo, ottimo. Sei rimasto veramente gran poco, noi invece siamo messi molto molto bene. Allora, potremmo liberare i prigionieri, ma mi sa che non è il caso. Potremmo farli fuori oppure schiavizzarli. Io li schiavizzerei per costruire i nuovi edifici che terranno insieme la nuova Roma in Asia Minore. Devo dire che sono molto contento di questa battaglia, devo dirlo. Attenzione qua, che vedo un attacco. Oddio, sti pirati. Ci riprovano. Ci riprovano e potrebbero effettivamente darci un po' di noia. Però in realtà siamo vincitori, vediamo. 37 di forze che rimangono e 52 di danno. Vittoria pirica, io direi di vittoria di misura. Perdiamo qualcosina, però loro perdono parecchie unità, parecchie. Non dovrebbero essere più un problema al prossimo giro. Io direi che a sto giro li andiamo a rilasciare sotto pagamento, tanto sono poracci. Fastidiosi, eh? E lì non ho la flotta, se no gli andavo a tirare qualche scoppola. Allora, una banda di criminali è fuori controllo e sta gettando le strade di Roma nel caos. Ma sbarazzarsene non è semplice come sembra, perché si dice che la banda sia sotto la protezione di un patrizio, di una gens importante e pertanto al di sopra della legge. I plebei sono disperati e minacciano la rivolta. Io direi di parlare con il patrizio. Morto un figlio. E vabbè, siamo abituati che nell'antica Roma si muore così alla buona. Cisalpina, provviste mancanti, banditismo. Ah, una figlia diventata adulta, interessante questo. Tradizioni militari per la 13ª Martia. Bassi fondi a Nicomedia, non mi piace mica. Andiamo a toglierli, perdiamo purtroppo 500 di denaro. Allora, loro potrebbero cercare un po' di vendetta e ci starebbe. Questi me li fanno unire? No, mi fanno fare a destra di nuovo, ma io non voglio addestrarli, perciò facciamo così, ok. E adesso potrei portarli, potrei fonderli fra loro. Questi, vabbè, sono proprio... Ecco, così forse meglio, ok. Questi li vado ad addestrare di nuovo e potrei per forza anche questi. Vediamo se riesco a unirle. No. Però queste sono proprio inutili da tenere. Le facciamo andare via. Le cavallerie le uniamo anche queste. Queste vabbè rimarranno così. Però almeno abbiamo una legione che può dire la sua. Allora. Qui più... Sì, facciamo una legione d'attacco con torri d'assedio, eccetera, bene. Più 10 alle entrate derivanti dai saccheggi, assolutamente sì. E poi gli diamo più 3 al morale, ci potrebbe stare. O bonus di carica, più 3 al morale. Più 10 al numero di guerra di prigionieri. No, sì, 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 al numero di prigionieri di guerra assolutamente. Allora, andiamo a vedere un attimo una nostra figlia che si può sposare. Mi sa, credo che sia lei, Prisca. Credo. Allora, gli diamo qualcosa di sicuramente di carino. Più autorità. Allora, sfuggire ai nemici, direi che è ottimo. Vediamo se c'è qualcosa di civile, visto che lei non potrà comandare. Vediamo se becchiamo qualcosa. Più 2 all'ordine pubblico, va bene. E Gravitas, va bene. Questa si può sposare per 1000 monete. Io la farei sposare. Così andiamo avanti con l'albero genealogico, ragazzi.
Ah no, più piccolo di così non si può. Che cavolata. Cioè, vabbè. Che cavolata. Comunque, ragazzi, abbiamo, come vedete, abbiamo una famiglia estesissima. Mamma mia, guardate, incredibile. Wow. Anche lei si potrebbe sposare. No, non si può sposare. Scusate, quanti anni ha lei? Ah, 16. 16 è ancora giovane. È ancora giovane. Le diamo, le diamo. Dai, dai. Difensiva. Qui no, questo è forte, non glielo diamo. Diamo il centurione che la protegge di sicuro. E poi le diamo... vediamo. Pressione fiscale, assolutamente. Ok, vediamo, visto che abbiamo tanti soldi, qualcosina possiamo fare. Perché adesso abbiamo tutti i bonus che ci servono. A questa si può sposare, allora direi di farlo perché così ampliamo la famiglia anche dei nostri avversari. A lui posso dare sicuramente qualcosa di militare, come il basso mantenimento, il morale e la cavalleria che ci potrebbe stare. A lei da quello delle miniere che ho visto adesso, questo. Poi gli posso dare, vediamo. È che sono tutti militari, questi. Diamogli morale. E tutti militari sono. Vabbè dai, autorità, campo e campo visivo. Direi che vanno bene. Allora, fatemi vedere ancora se c'è qualcosa di sospeso. Lui invece potrebbe starci una roba militare. E andiamo a dargli allora morale di unità del comandante, bonus carica, dai, diamogli bonus carica. E questo qui, così aumentiamo la nostra influenza su questo partito, questa fazione in realtà, che è un partito un po' una parolaccia dire che ci sono partiti a Roma. Qui direi che no, qua la lasciamo così, vediamo se c'è qualche uomo che può prendersi qualcosa, no? Vediamo se c'è qualche sposalizio in atto, no, e qui invece rimarranno sempre in due perché, vabbè, questa fa parte del gioco. Allora, abbiamo alla fine un 9000 netto, un 9000 netto non male, non male. Loro sono messi abbastanza bene, forse dovrei unire queste due per creare un full stack, ok, e queste due qua. Ok, adesso siamo messi abbastanza bene. Loro potrebbero teoricamente venire da rinforzo. Queste le portiamo a livello up, anche queste. Ok, poi ho visto che c'era un altro basso fondo. Fatemi vedere, uno a Nicomedia e l'altro a Corduba. Ah, me ne sono completamente dimenticato. Avevo tolto... Mannaggia me, avevo tolto i bassi fondi. Cioè avevo tolto una struttura per fare probabilmente il granaio, per abbassare il banditismo. Una fazione distrutta. Pensavo fosse la Cappadocia, invece no. Chissà, chissà. Qui a nord come sta andando per Pergamon? È ancora non si sa ancora. Comunque tiene ancora i territori. Allora io direi a questo punto. Ah, c'è lo scontro però con gli uomini in città. Fatemi vedere quanti sono gli uomini in città. Mizzica, 20. 20 full stack. Hanno anche tante picche. Ben... wow. Sono 14 unità di picche. Wow. Allora, loro non potrebbero arrivare alla città e loro neanche. Neanche. Potremmo andare qui a liberare Pessinus e secondo me riusciremmo tranquillamente a farle. Potremmo anche andare a sabotare l'esercito. Allora andiamo a sabotarlo e poi vediamo cosa fare, perché Pessinus liberarlo non sarebbe male. Avremmo un alleato
comunque che ci darebbe anche una certa visione. Bene, qua sono stati colpiti. Bene. Allora a questo punto perché non andare a Pessinus? Andiamo a Pessinus, andiamo a creare scompiglio. Ok, perfetto. Non la vado a combattere onestamente, a meno che... Ma sì, 69 direi che ci sta, 69%. Sì, un po' tantino forse, eh. Vabbè, forse hai voluto combatterla, però ormai è andata. Ok, infatti le abbiamo prese un po', vabbè. Allora, questa qui di città la andiamo, mi piacerebbe saccheggiarla, però la andiamo a liberare. E questo sarà un alleato importante in questo fazzoletto di terra, perché ci va a parare da questa città e così noi possiamo concentrarci su Sinope, che è fondamentalmente la città che dà sul mar Mediterraneo, cioè sul mar Mediterraneo, su questo mare. Qui torniamo indietro. E qua ragazzi, vediamo se riusciamo a commerciare fin da subito. Perfetto, gli chiediamo il massimo 3000, vabbè, non è tanto, però non accettano, infami, maledetti. Allora, ti chiediamo invece di 3000, ti chiediamo 2700. Perfetto, ora commerciamo anche con loro, abbiamo un alleato e qui possiamo concentrarci su di loro. Allora, fatemi vedere, qua non sono messi proprio al top gamma. Questi tra l'altro perché sono in imbarcazione. Che cacchio stanno facendo? Dovete rientrare in città. Imbarcazione, maledetti. Wow, guardate che gittata. Allora, potremmo anche rischiarla di far arrivare questi che sono solo in 9. Potremmo anche rischiarla. Qui, attenzione, qui abbiamo la Partia. Ok, allora andiamo a fare una perlustrazioncina tipo di qua. Però, ok, qua. Vediamo un attimo se c'è qualche imbarcazione che potrebbe andare a minacciare le coste. Però mi sembra di no. Allora, vediamo. Ok, allora ci avviciniamo così. Io direi che il prossimo giro supportiamo la città di Odessos. E qui andiamo a fare uno scambio di truppe. Invertiamo la 12ª macedonica con, direi, la legione 10ª d'Africa a questo punto. La macedonica ha ancora la possibilità di spostarsi, quindi io direi di fare allora, aspettate. Allora, uniamo queste qui. Ok. Perché voglio truppe nuove e fresche, pronte al combattimento, perché poi dobbiamo invadere le varie terre. Ok, questa l'abbiamo ridotta assai, ma a me non interessa, perché io adesso vado così, sperando di non venire attaccato, ovviamente. Questa la possiamo anche lasciare a 16. Ok, ora facciamo uno scambio. Quindi l'africana si prende un po' di truppe, tipo i cavalli. 3, 3, 5, 6. Ok, poi l'oro per forza. Anche se, vabbè, dai, si prende l'oro. Si prende, siamo a 15, quindi siamo a, così siamo, vabbè, guardate, preferisco lasciare le corte dell'Aquila e prendere una truppa piena di vita, preferisco. E poi vabbè dai, ci prendiamo uno di loro che non è full stack, però così dovremmo essere in una posizione abbastanza buona. Bene, questi tornano indietro. Anche qua va benissimo. E loro vanno a occupare la città di Nicomedia. Con i soldi che ci avanzano andiamo ad estrarre di nuovo queste truppe e abbiamo un full stack ottimissimo. Allora, va bene, la città non è messa benissimo. Qui andiamo, proviamo un attacco per vedere come reagiscono loro. Loro sono tanti. Allora, loro sono deboli.
Però loro sono tanti, vero? Non sono fortissimi, però io non ho una legione. No, non mi piace, non mi piace. Arretriamo e ci mettiamo qua in difesa. Magari gli diamo un'imboscata. Un'imboscata sul terreno. E basta, direi che va bene così. Queste navi si possono curare? No. Dovranno probabilmente rientrare in porto. Comunque prossimo giro ci prendiamo 8000 cucuzze, che non fa mai male. E direi che questi due qui li vado appunto a liberare. Uno l'ho già liberato, mi manca l'altro, che è un po' la capitale. Volete vedere che se io adesso chiedo pace a Pergamon me la dà? Perché ha la città, la capitale sotto attacco. Guarda qua. No. Guarda, io accetto solo se adesso gli faccio un insulto. Rendi stato cliente. Ah, vogliono pure 100. Ma va, gioppini. Ma siete dei gioppini, siete? Ma siete dei gioppini. Cosa abbiamo rischiato qua? Attenzione. Ma quanti uomini hanno questi ceni? Ma troppi ne hanno. Ma troppi. Allora, fatemi vedere qui. Qui c'è un editto in corso. Sarebbe bello andare a rompergli le scatole. Allora, fatemi vedere la mia spia. Io avevo un... dov'è finito il mio veterano? Ah, qua. Ok, allora mandiamo il mio veterano tipo qui. Ok. Ok, ottimo. Allora, andiamo a fare disperazione tra popolazione. Qui a questo punto si va a recuperare un po' di grano e si va a attaccare Treverorum. Ehi, guarda qua quanto vinciamo. Incredibilmente tanto. Io direi andrei a fare in modalità equilibrio, in modo tale da non perdere troppe truppe. E si saccheggia anche Treverorum. Roma si spinge verso sempre più a nord, sempre più a nord. 2922, sempre più a nord, ragazzi. Sempre più a nord. Ok, allora vediamo cosa possiamo prendere. Beh, sicuramente bonus alle armature, è ovvio. Anche il tiro non mi dispiace. E anche il morale, anche il morale non è affatto male in attacco. Però questo è un perk che abbiamo sempre, quindi lo teniamo così, va bene. E ce ne torniamo indietro. E ce ne torniamo indietro bellamente. Ottimo. Qui tu si fa il giro. Ok, qui c'è una truppa di liceni che ha combattuto probabilmente contro i Suebi a nord. Ok, va bene. Tu saresti disponibile eventualmente per un attacco. Allora, prima di tutto andiamo a potenziarti le truppe. Tu saresti disponibile per un attacco. Interessante questa cosa. Interessante. Io anche... Qui avrei anche le navi, cioè scusate, le macchine d'assedio. Potrebbe essere... Potrebbe essere... Qui non vedo particolari truppe forti, a dir la verità. Quindi potrebbe essere il momento di attaccare la città e tenerla. Cioè, non me ne faccio nulla di Cenabum, però potrebbe essere il momento, perché ormai io gli ho distrutto praticamente un sacco di armate nello scorso episodio. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere. Io direi che abbiamo fatto l'incursione qua, quindi questo potrebbe diventare un nuovo terreno, un nuovo bancomat per noi, e Cenamum diventare una nostra proprietà. E qua magari liberare un po' Gergova da questa presenza di una torre che non ce ne facciamo moltissimo, e andare a mettere qualcosa di più bellino, di più interessante, visto che questa sembra essere una città abbastanza protetta. È ovvio che c'è Octodrun che non si sa mai, però cosa dite, dai, visto che comunque abbiamo già fatto abbastanza bancomat in giro.
Vediamo prima di tutto. Ok, mi dà particolarmente... Ah, ci sono dei ribelli. Ci sono dei ribelli qua. Allora, andiamo a cingere l'assedio e poi portiamo gli amici dall'albero azzurro. E amici dell'albero azzurro, adesso mo vedi cosa ti fanno. Sì, io adesso arrivo ad attaccare. Siamo decisamente sopra. Ma decisamente. Ma decisamente, ragazzi. Io direi in modalità di protezione possiamo starci. E vinciamo alla grande. Dai, la facciamo adesso e poi terminiamo il turno, E vi lascio qua. Sto facendo dei video veramente lunghi ultimamente e vorrei renderli un po' più corti, ma come fai a staccarti a Roma? No? È impossibile. Abbiamo perso un po' di truppe, però un po' di uomini, però ragazzi, il risultato è veramente ottimo. E a sto giro la radiamo al suolo. Mi sento abbastanza sicuro di lasciare questa legione qua. Poi la posso rinforzare anche militarmente, quindi è tanta roba. Abbiamo recuperato il marmo, che comunque ci fa bene. Qui addirittura posso fare l'officina e direi che la facciamo. Questi non sono messi malissimo, ma neanche benissimo. Allora io direi questi li lasciamo qui per ora, per questo turno qua. Tanto mi sento abbastanza tranquillo. Qui recupereranno. Easy. Ah, ora qua delle altre truppe nuove. Ok. Qui non recupereranno ancora, però vedrete che pian piano lo faranno. Beh, allora a questo punto, bah, non lo so, non so neanche se fare l'upgrade di queste o unirle. Forse è meglio unirle, dai. E poi fare l'upgrade. Ok. Questi li potrei unire anche loro, giusto per avere, perché non si sa mai, ragazzi. Meglio avere pochi ma belli compatti. Ci avanza ancora 6.000, che è tantissimo. Allora, io direi a questo punto di fare la fortezza qua, che ci aiuta sicuramente. Ci avanza 2.000. Qui abbiamo il nostro, eccolo qua. No, non è lui. È lui che può venire sicuramente nella parte di Mediolanum. Lo portiamo piano piano. E direi basta, ragazzi, perché il turno l'abbiamo fatto. Un po' di danni li abbiamo creati, quindi direi basta, dai. Chissà, il prossimo episodio, se questa legione riuscirà a fargli cucù a questi, oppure... No, però in realtà no, non le faranno cucù perché sono stati bloccati. No, però ci arrivano. Boh, chissà. Va bene, grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ragazzi, sempre solo Forza Roma. Dai.